Il tempo delle proroghe è finito, il conto alla rovescia è ormai iniziato. A partire dal 1° giugno la Sicilia pagherà un prezzo salatissimo per non aver rispettato le direttive europee in materia di depurazione delle acque reflue. Troppi ancora gli scarichi inquinati o non sufficientemente trattati che finiscono nei mari che circondano l'isola. E così ecco che una delle tante sentenze della Corte di Giustizia europea, nello specifico la procedura di infrazione legata ai comuni al di sopra dei 15.000 abitanti equivalenti, tra meno di una settimana diventerà esecutiva. A renderlo noto nel corso di un'audizione tenuta lo scorso mercoledì in Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana è stato Marcello Loria, capo di gabinetto dell'assessore all'energia Alberto Piero Bon. È una vera e propria stangata quella a cui dovranno far fronte i comuni siciliani. Se infatti la multa da parte dell'Unione Europea a livello nazionale, sarà poi Roma a rivalersi sulle regioni e le regioni a loro volta sui singoli comuni. Così la sanzione, pari a una multa una tantum di 63 milioni di euro, si riverserà per un terzo proprio in Sicilia. Già un terzo dei comuni italiani multati per non aver rispettato le normative in materia di depurazione si trova proprio in Sicilia. Ma c'è di più: oltre alla multa una tantum, di cui alla Sicilia toccherà pagare 21 milioni di euro, l'Unione Europea condanna l'Italia a una sanzione giornaliera a decorrere dal settembre 2016 che durerà fino a quando gli impianti non scaricheranno realmente acqua depurata in mare. La multa anche in questo caso è salatissima, circa 350.000 euro al giorno, ancora una volta da ridistribuire ai comuni inadempienti. In soldoni le amministrazioni comunali siciliane dovranno pagare una quota parte di circa 116.000 euro al giorno, fino a quando non si metteranno in regola. Ed intanto il drone di Mare Amico ha scoperto che la condotta sottomarina di Siculiana in provincia di Agrigento è rotta a pochi metri dalla riva e le fogne si diffondono in mare. Un indicatore di tale rottura, dice Claudio Lombardo, è rappresentato da un numero incredibile di pesci che vi si aggirano intorno. Purtroppo ad est di questa rottura vi è la famosa spiaggia di Giallonardo, mentre ad ovest si trovano i lidi di Siculiana Marina e le spiagge della riserva naturale Torre Salsa. Mare Amico chiede che non venga più consentito lo scarico diretto in mare di acque inquinate a nessuna distanza dalle coste. Tutte le fogne debbono avere come recettore finale i depuratori e non il mare.